Un passaggio importante ad Azzara, qui nel Mandrolisai, per parlare a tutto tondo dei problemi del territorio. Ci sarà con me anche l'assessore alla sanità e l'assessore vicepresidente alla programmazione e al bilancio, perché è importante appunto far capire che i problemi sono collegati e che dobbiamo dare delle risposte concrete al territorio. Quindi parleremo di sanità, di trasporti, di scuole, di tutto quello che sono le attività che interessano il territorio. Parleremo di problemi concreti anche con uno spirito diverso, di chi si può impegnare e portare fino in fondo le proprie istanze, e quindi sarò contentissima di confrontarmi con tutti e di ascoltare anche quelle che sono le problematiche sul territorio, in primis la sanità. Oggi è una giornata molto importante. Siamo su un territorio tra i più difficili da poter organizzare dal punto di vista sanitario in Sardegna, ma siamo fiduciosi che le azioni che stiamo mettendo in atto potranno contribuire a medio termine, breve e medio termine, a creare sul territorio stesso delle forme di assistenza che siano sicuramente migliori di quelle che ci sono oggi. Ecco, già una base elicotteristica su Sorgono è stata praticamente pianificata e anche deliberata, stiamo rivalutando con molta circospezione anche la distribuzione delle guardie mediche in questo territorio, con l'obiettivo di renderne perlomeno alcune H24, quindi presenti su tutto l'arco della giornata, per garantire un'assistenza un pochino più dignitosa a questa area geografica che devo dire anche molto bella dal punto di vista naturalistico. Quindi a livello di sanità le azioni che metteremo in campo saranno sicuramente migliorative, io sono fiducioso che se ci lasceranno lavorare con serenità porteremo a casa dei risultati tangibili. Siamo da Azzara stamattina in un importante momento di confronto, parleremo di strategia nazionale delle aree interne. Per quanto ci riguarda la strategia regionale, nel piano regionale di sviluppo abbiamo puntato molto su questo tema, un tema che riguarda lo spopolamento, l'inverno demografico che interessa tutta la Sardegna, e nel cuore della Sardegna qui ad Azzara cerchiamo di accogliere un progetto di rilancio di questo territorio anche in chiave antispopolamento. Crediamo che questo progetto, che può definirsi pilota, possa essere sostenuto a cavallo fra due programmazioni e ci si possa credere. Ci sono tutte le condizioni perché la Sardegna possa ripartire, ci sono anche le risorse, dovremo fare in modo che vengano utilizzate al meglio, che ci siano progetti validi che possano essere poi esportati come modello nel resto della Sardegna.